la vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni, ma purtroppo la velocità qui è impossibile. Ci sono delle auto che fanno urlare il motore quando passano. E qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Ci sono quelle macchinette lì, non servono a niente. Sotto accusa c'è la velocità, mentre cresce il bilancio delle vittime sulle strade padovane. Sono 5 gli anziani morti dall'inizio dell'anno, travolti mentre camminavano o erano in bicicletta. L'ultima vittima è Laura Rude, 85enne, ex medico e volontaria nelle cucine popolari di Padova, investita sulle strisce pedonali il 19 marzo in via Trieste. È morta dopo 11 giorni di agonia in ospedale, lo stesso in cui aveva lavorato per anni. Pochi giorni prima, il 31 marzo, a perdere la vita erano stati l'89enne Anna Polese, travolta da una moto a Campodoro, e Luigi Rosso, che di anni ne aveva 80, investito mentre pedalava in via dei Laghi a San Giorgio in Bosco. L'uomo era sbalzato in un fossato dopo l'impatto con un'auto. Il tragico bilancio si completa con altri 2 incidenti avvenuti a febbraio. Il 16, Ermenegildo Favero, di 70 anni, investito da un SUV lungo la Valsugana, a Curtarolo, mentre era in bicicletta. Il 27, Antonio Piazza, di 84 anni, travolto da un camion a Cittadella mentre attraversava la strada con la bici. E corrono molto forte, cioè veramente, quando andiamo noi fuori, anche perché abbiamo diciamo la terra di là, andiamo spesso, cioè bisogna stare attenti, ma veramente anche con la macchina vai fuori, cioè corrono tantissimo. È una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più, qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso c'è. Cioè, corrono tantissimo. 5 incidenti, 5 anziani che non potranno più tornare a casa dai loro cari, una spirale mortale che si spera si interrompa al più presto.